Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Bentornati. Come state? Tutto bene? Aspettiamo qualche secondo che Facebook inviti un po' di persone. Come vedete qua le attrezzature, diciamo per quanto riguarda tutta la parte marketing e immagine stanno crescendo, infatti non so più dove metterle, ok? Poi ci siamo attrezzati fino al 4, almeno ormai è ufficiale, quindi fino al 3 diciamo siamo qua a casa e dal 4 piano piano rientreremo a mettere un po' a posto in agenzia, a sistemare un po' di cose. Ciao Giulia, anche te preparati, ti voglio in forma, quindi ci dobbiamo mettere tutti in forma, allenarci anche, quindi riprendete l'attività perché si riparte e bisogna allenarsi soprattutto se volete venire da noi a vedere i nostri rustici e i nostri sentieri, perché i sentieri delle Cinque Terre, che sono oggi diciamo l'argomento della puntata, chiamiamola così, la puntata, l'argomento di questa diretta, sono proprio i sentieri delle Cinque Terre. Come vi dicevo, sto utilizzando le dirette, diciamo, da Facebook e quindi non posso condividervi lo schermo e tutto perché con VLive abbiamo visto che potevo interagire un pochino di più, magari far vedere un po' di foto. Maurizio, buongiorno, mi fa piacere, buongiorno a tutti. Quindi, non potendo condividere con voi lo schermo, vi parlo direttamente, ma vi ho allegato sotto, diciamo, al post, diciamo, dove vedete l'oggetto della diretta, vi ho messo due link, quindi sono due link di video che abbiamo fatto noi diciamo di due accessi a due rustici, in modo che magari potete capire meglio, perché prendo un gancio che mi ha dato Elisabetta, che è la mia formatrice, una dei miei guru che ci forma e che ci segue e che ci... Ciao Alessandra, ciao Paola, ciao a tutti, che ci segue perché mi ha fatto prima diretta e giustamente mi ha fatto riflettere un po' le persone su una cosa, prendendo appunto uno spunto che è capitato a lei e ve lo riporto a voi, così divaghiamo un po', aspettiamo che arrivano un po' di persone, ma è proprio, non è una divagazione, ma è proprio l'oggetto, diciamo, della diretta. Ciao Cri, ciao a tutti. Perché a volte noi, anche noi agenti immobiliari per primi, e a me è capitato molto spesso, soprattutto sui sentieri, sulle Cinque Terre e sui rustici, spesso nella vita diamo troppo per scontato certe cose, cioè diamo troppo per scontato che le persone conoscono quell'argomento, diamo troppo per scontato che se a noi piace una cosa piacciono anche agli altri, piuttosto che diamo troppo per scontato se noi sappiamo fare una cosa che la sappiano fare anche gli altri. Quindi ho imparato nella vita che non dobbiamo mai dare niente per scontato, quindi lezione number one, quindi mai dare niente per scontato, soprattutto se fai un lavoro come il mio, perché io faccio un lavoro al pubblico, le persone giustamente vengono, mi chiamano, e uno dei motivi che negli anni era stato un po' il mio motivo di stress e a volte anche un po' di nervosismo, agitazione, era proprio il fatto che magari le persone mi chiamavano, non conoscevano le Cinque Terre, vedevano un immobile in pubblicità e a me sembrava, scusate il termine, che mi facessero delle domande un po' del cavolo. Dicevo, ma come cavolo, che domanda mi fai? E io ho detto no, invece cavolo, le persone, a parte che è il nostro lavoro rispondere alle domande anche se sono del cavolo, ma ho testimonianze che tanti clienti quando vengono da noi mi dicono guarda Matteo, ho avuto a che fare con quello lì, Madonna benedetta, cioè non ci andrei nemmeno se fosse l'ultimo che vende le case in questo momento, perché magari rispondevano male, non avevano pazienza di spiegare le cose, cioè davano tutto per scontato che le persone le dovessero sapere. E invece nella vita non dobbiamo darlo per scontato. Quindi ho detto, perché abbiamo fatto anche una rubrica, abbiamo fatto tutta una serie di dirette che ora poi quando ritorneremo, piano piano ritornerete tutti alla vita normale, alleggeriremo un pochino, diciamo, le dirette giornaliere facendone una ogni 2 giorni, o poi vedrò se ho degli argomenti io vi parlo, vengo a casa vostra, vi vengo a trovare anche se siete a lavoro, ma magari ci rendiamo conto che nel momento in cui la nostra pubblicità, il nostro marketing continuerà, i nostri contenuti continueranno, ma magari piano piano ritorneremo a fare tutti un ritmo di vita un po' diverso, quindi ora siamo tutti più liberi, siamo tutti più attaccati diciamo a Facebook e tutto. Vi dico, per me è lavoro, quindi io sto lavorando anche adesso, ma magari chi è il mio pubblico che siete a casa magari state lavorando e magari non la potete vedere subito la diretta, magari la guarderete dopo. Infatti stiamo, perché vedete dietro tutta la tecnologia per fare i video, per fare le cose, perché stiamo implementando proprio tutta la parte, diciamo, online, tutta la parte video, tutta la parte contenuti, proprio per dare più
materiale alle persone che saranno a casa di poter avere tutta una serie di informazioni, perché purtroppo non ci potremo riabbracciare tutti e rivedere tutti al mare, e tutti speriamo al mare sì, piano piano di poterci tornare, però insomma, visto che l'approccio del team del nostro presidente mi sembrano che siano i nostri esperti un po' rigidi in questa situazione, o comunque stanno salvaguardando magari la salute e la salute basta, non gli interessi delle persone, perché l'economia secondo me sta prendendo una bella batosta. Però parliamo di cose positive. I rustici e i sentieri, che oggi è l'argomento, sicuramente saranno una zona dove appena vi aprono un po' diciamo le maglie di questa restrizione potremmo andare a visitare. Almeno hanno detto anche da domani, da oggi noi potevamo qua in Liguria fare qualche passeggiata, non in gruppo ma fare un po' di corsa, un po' di attività, e quindi all'interno del comune. E quindi soprattutto sembra che poi apriranno a chi ha le seconde case al mare, potrà comunque venire con la giustificazione per fare delle manutenzioni magari in giornata. Quindi sembra, ora non l'ho letto tutto nel dettaglio, però sembra che qua in Liguria un pochino Toti le maglie le abbia un po' allargate. Ciao William, ciao caro. Anche noi che dovremo tornare in palestra piano piano, non si sa quando, ma dovremo ritornare piano piano a fare le nostre attività. Le palestre, quelle di gruppo, la vedo dura. Magari le palestre col personal trainer e le lezioni singole forse piano piano riprenderanno. Però non vi voglio divagare troppo, sono già passati 6 minuti. Per capire i sentieri rustici, l'abbiamo visti i rustici, oggi parliamo dei sentieri. I sentieri, per capire e non dare io per scontato che voi capiate, vi ho allegato dei video, però a volte devo comunque darvi dei contenuti maggiori. Perché ci sono i sentieri? Le persone a volte mi chiedono: ma com'è possibile che non possa arrivare con la macchina davanti? Ma se io ho la mountain bike elettrica, se ho la moto da trial o da enduro, ma se vengo con la moto carriola? Allora, in alcune zone, in alcuni sentieri sono praticabili con delle moto carriola o delle cose, però essendo sentieri CAI, primo, che quindi sono vincolati e sono gestiti dal CAI, come quelli che trovate in montagna, quindi il CAI è tutta, diciamo, in nazione. Se vedete anche quando andate alle Dolomiti, sì, ci sono delle discese che si possano fare con le mountain bike e delle risalite, ma sono percorsi a parte. Non puoi passare con la mountain bike dove c'è il sentiero CAI dove passano le persone a piedi. E soprattutto perché quello delle Cinque Terre, essendoci il mare da una parte e i monti, anzi ve lo faccio così, che il mare da una parte e i monti dall'altra, i nostri antichi e i nostri, diciamo, avi che hanno creato questo paradiso, andando, come abbiamo visto, a ricavare tutti i terrazzamenti con i muretti a secco per andare a recuperare più terreno possibile per coltivarlo, perché loro ci dovevano vivere e ci dovevano campare con quelle cose lì. Ciao Alfredo, ciao a tutti. Anzi, Alfredo è il mio sponsor, ve lo dico perché questa giacca che io uso tantissimo è stata gentilmente non offerta perché sono un cliente, quindi, però Alfredo, che è colui che mi cura l'outfit e l'immagine, quindi gli faccio un po' di pubblicità, ma se la merita. È un carissimo amico, un cliente, ci segue sempre, quindi Alfredo se lo merita perché c'ha della roba bellissima, quindi le giacche e le cose le prendo tutte da lui, quindi ve lo consiglio. Alfredo uomo, facciamo un po' di pubblicità, a parte le battute. Però adesso le uso di più perché quando vado alle Cinque Terre, come quando vado, diciamo, là, devo essere un po' più sportivo, e quindi per questi sentieri non è facile andarci vestiti così. Quindi anche quello, ripartiamo la parte, la battuta. Essendo un territorio che è stato, diciamo, recuperato, tolto un po' dalla montagna che era, quindi i terrazzamenti sono stati ricavati e hanno fatto tutto questo lavoro enorme, perché non so come avevano fatto nel passato senza avere, diciamo, i mezzi. Ciao Fra, ciao a tutti. Senza avere i mezzi che abbiamo oggi, noi facciamo fatica oggi a fare i lavori, immaginate a voi come facevano. E un signore anziano che viveva lì mi raccontava che loro utilizzavano un'usanza, soprattutto chi aveva i rustici lì, ogni volta che faceva un viaggio o all'andata o un ritorno non andavi mai su e giù a mani vuote. Cosa vuol dire? Che se anche dovevano mettere a posto, se dovevano fare dei muri, dovevano fare delle cose, quando scendevano portavano giù magari un sasso, comunque sia un pezzo, e quando risalivano riportavano su qualcos'altro. Quindi avevano questa abitudine. Quindi immaginatevi voi che mazzo si facevano, ma soprattutto capite perché. E qui vi faccio un'altra divagazione, ma è simpatica e mi fa piacere farla. Un giorno ero con dei clienti a Manarola, passiamo, e questi clienti qua, vi dico la verità, erano abbastanza tosti, non erano semplici da gestire. Per loro era tutta una polemica: ma perché qui, ma come si fa, ma è scomodo, ma quello, ma figurati te quando fa caldo. Ok,
insomma tutto il giorno così a fare questo appuntamento. Eravamo proprio in paese a Manarola e lì si sale, si scende, poi c'era caldo quel giorno, quindi li capivo, ma io ci sono abituato. Si passa nella piazzetta di Manarola e mi è cascato l'occhio dove ci sono gli annunci funerari, ok? C'erano 3 annunci, c'era tipo la signora, lì si chiamano tutti uguali, poi le 5 Terre, Bonanni, c'era la signora, facciamo conto, che ne so, Giovanna, vedova Pinco Pallino, età 102 anni. Cavolo. Accanto Mario, 98 anni. L'altro 102. Io ho detto, io ho fatto lì mi è venuta una battuta e ho detto sì, io capisco che voi ora mi dite che sono scomode le 5 Terre, però vi posso dire che qui guardate cosa c'è scritto lì. Qui le persone campano fino a 100 anni. Ora uno dovrebbe dire che campano fino a 100 anni perché si fanno i fatti loro, ma non glielo potevo dire. Ma campano fino a 100 anni soprattutto perché loro, facendo molta attività fisica, non avendo i mezzi di trasporto e camminando molto spesso per queste scalinate, erano comunque anche salutari, vivevano in mezzo alla campagna, vivevano all'aria aperta, si coltivavano loro, c'avevano le galline, c'avevano le cose, quindi erano persone che vivevano veramente bene, vivevano con poco, vivevano bene. E questa cosa qua, noi un pochino, questa cosa bisogna che ci faccia un po' riflettere, perché poi a volte ci sono delle cose che sono più importanti e non dobbiamo mai perderle. Bisogna essere focalizzati sul business, sul lavoro, tutti dobbiamo mantenere le nostre famiglie, averci i nostri obiettivi, però non dobbiamo mai scordarci che ci sono anche tante altre cose. E secondo me questa parte qua che è successa adesso ci ha fatto un po' riscoprire tutta una serie di valori importanti. Però vi ritorno a bomba perché voglio spiegarvi le cose che vi interessano dei sentieri. Quindi chi ha fatto questi sentieri erano delle mulattiere, sono lì da centinaia di anni, quindi non possono essere modificate per fare delle strade carrabili o per fare degli accessi, ma soprattutto perché secondo me, ma non solo secondo me, è così, se siamo in un parco nazionale, se siamo in un territorio, dobbiamo rispettare. E il bello delle 5 Terre, se sono così, è proprio perché hanno mantenuto e abbiamo mantenuto e stiamo riuscendo a mantenere tutta una serie di cose. Anche se sarebbe giusto ora un pochino le leggi e le maglie un po' allargarle per dare possibilità di non far abbandonare il territorio e farlo comunque mantenere, quindi attirare i clienti come voi magari che mi state ascoltando e che volete investire in queste zone. Quindi è giusto che magari qualcosina in più vi diano la possibilità di fare. Faccio sempre l'esempio: se c'è un rustico C2 di 18 metri quadri che è proprio una stanzettina, una sopra una sotto piccolina, devo fare il bagno, sembra che ora le normative stiano un po' lavorando, diciamo, anche se ora hanno cose più importanti da fare, però la regione, il parco, i comuni, tutti gli enti preposti sembra che stiano lavorando per cercare di dare un pochino più di possibilità, almeno, faccio un esempio, un adeguamento igienico sanitario, che si chiama in gergo tecnico così, per dire ok Matteo, se faccio un bagnetto di 2 metri quadri, 3 metri quadri in ampliamento mantenendo la struttura, non vado a stravolgere completamente. Ora poi spesso mi arrivano i clienti e mi dicono no, però io ho visto il rustico, mi piace, però io vorrei sopra aprire completamente, fare un finestrone bellissimo, vista mare, scorrevole. E dico, non siamo a Cannes o non siamo a Monte Carlo, siamo alle 5 Terre, quindi i rustici devono comunque mantenere il loro stile. Fare un finestrone così grande sicuramente sarà difficile che te lo concedano. Io capisco bene anche le vostre domande, perché se uno viene qui e dice giustamente io sono dentro casa, voglio vedere il mare, c'ho una finestrina stretta così che devo uscire fuori per vederlo, io capisco che magari sia una riflessione giusta, però se lo facessero tutti è un po' quello che stiamo vedendo anche adesso, cioè le normative, le cose che nascono sono più perché devono tutelare anche chi non capisce certe robe, perché se dai appena un dito così ti mangiano tutto il braccio. E quindi secondo me le leggi vanno un po' riviste, ma essendo un pochino più, secondo me ci deve essere molta più elasticità caso per caso, cioè andrebbe esaminato proprio caso per caso, visto la posizione, vista la tipologia, visto l'investimento, e agevolata quella cosa che potrebbe magari fare la differenza facendo una roba fatta bene. Perché vi parlavo dei sentieri? Perché non voglio dar per scontato questa cosa, e quindi voglio, magari anche a volte vi dirò delle robe banali o delle cose che magari chi come Paola, come tanti clienti che sono pratici delle 5 Terre, magari vi annoierò, vi dirò delle cose scontate, però io devo dare dei contenuti, voglio dare dei contenuti soprattutto perché prendo dai clienti che mi chiamano e che non conoscono le nostre zone, e vogliamo che invece vengano qua, che vengano però col giusto mindset, quindi con la giusta mentalità, per capire dove si va e soprattutto di capire
perché succede questo e perché ci sono certe cose, perché c'è una logica, c'è un motivo dietro. A volte le persone non capiscono quando ci sono delle normative, delle cose illogiche che non ti fanno fare una cosa, e che quindi magari uno si sente un po' come in questo momento in alcune case, alcuni lavori, alcune aziende si sentano un po', diciamo, impotenti rispetto a un qualcosa che non è logico e che sta succedendo. Questa è un po' la motivazione. Però i sentieri sono bellissimi, quindi troverete principalmente delle scalinate, quindi sono sentieri fatti in pietra, quindi scalinate che scendono giù al mare. Nella parte più, questa è la zona che diciamo va più da Manarola verso Corniglia, Volastra, quelle zone lì, c'è tutta la parte dei sentieri proprio all'interno dei vigneti, che sono molto belli, che sono non di ciottoli ma sono più, diciamo, di terra, e quindi possono essere un pochino più comodi. Però anche quelli dobbiamo averci le giuste attrezzature, perché poi questi sentieri ci passano tante persone, devono essere mantenute, e quindi dobbiamo anche avere rispetto di chi ci lavora. Scusate che bevo. E quindi questa è una cosa fondamentale. Cosa succede poi? Che alcuni sentieri erano stati chiusi, o alcuni c'erano state un po' di polemiche, perché soprattutto nel periodo della vendemmia tutti gli operatori del settore dovevano praticamente mettere tutta una serie di reti, chiudere, vigilare tutto, perché cosa succedeva? Che le persone che andavano lì, c'erano migliaia di turisti che passeggiavano su e giù, e tutti si prendevano un pezzo d'uva, strappavano la cosa, ne prendevano magari un chicco, poi la buttavano per terra. Quindi anche quello secondo me segna un po' di inciviltà nei confronti di chi cavolo si è fatto un mazzo così per aver coltivato tutti quei terreni. Per lui magari è il suo lavoro di tutto l'anno, se vai te e gliela distruggi, perché se siamo in 1000 si prende una pigna a testa, quello poveraccio quando arriva alla fine della settimana il vigneto se l'è praticamente bruciato, e quindi era giusto che anche queste zone qua venissero tutelate. Quindi ok che i sentieri passano in mezzo a delle proprietà private e va data la possibilità alle persone di fare le passeggiate, però come dico sempre, non venite come turisti, venite come ospiti, quindi cerchiamo di rispettare le persone che abitano qua, cerchiamo di rispettare le usanze, cerchiamo di rispettare la natura, di rispettare le regole. Uno, perché alcune regole sono messe a salvaguardia vostra, perché se venite giù con le ciabatte infradito e poi volate di sotto da un sentiero, uno, dovete poi far partire l'elicottero e c'è un costo per la società, a parte che adesso si sono svegliati anche loro, e se voli giù di sotto e ti vengano a prendere, non avevi l'attrezzatura, ti sei messo in pericolo, scusate il gesto, vi fanno un mazzo tanto, perché pagate la chiamata dell'elicottero e insomma non è che sia da poco. E soprattutto poi non possa venire a chiedere i danni magari a chi aveva la proprietà del terreno e magari è venuto giù un sasso, piuttosto che, quindi dobbiamo essere molto attenti, prima di tutto per la nostra salvaguardia, non tanto per il discorso anche degli altri, quindi l'interesse nostro e l'interesse degli altri. Quindi io cosa vi posso dire? Non vi voglio tenere ancora qua, perché mi sono dato oggi l'obiettivo 20 minuti di diretta per i sentieri, soprattutto perché vi invito a vedere i video, perché sono interessanti. Condividete questa diretta, condividetela, perché magari tante altre persone, Facebook dà la possibilità anche altre, vedendo le vostre condivisioni, magari di poter venire sulla pagina e avere contenuti e cose interessanti. Quindi fate un'ottima cosa per gli altri, la fate anche per me, perché mi fa piacere, mi aiutate a divulgare il verbo, come si dice, e a far conoscere le Cinque Terre e avere delle persone che vengono di qualità, quindi che vengono con la giusta mentalità e che vengono veramente per valorizzare, fanno un investimento, quindi portano il loro sudore, i loro sacrifici, le loro cose, perché questa terra deve rimanere, deve continuare a splendere come sta splendendo in questo periodo. Speriamo presto di poterci rivedere, quindi il programma delle dirette va avanti, quindi ora aggiorneremo la pagina, quindi vedrete il programma diciamo da domani in poi di tutte le dirette. Poi per maggio, quando ripartiremo con il lavoro operativo, magari ne faremo un pochino di meno, inizieremo a caricare più video, quindi avete più contenuti, vedrete tutta una serie di cose. Io spero che tutte queste dirette siano state utili per voi e per darci un'infarinatura, ma sono cose che poi ne riparleremo, perché magari ora che si va più nella stagione buona sicuramente ve le riparlerò e ve le farò. Voglio farvi un po' di manipolazione, vi voglio ripetere più volte anche le stesse cose, perché voglio che le memorizziate, che diventino vostre e che veniate il prima possibile a trovarci, sperando con le dovute garanzie, con le dovute accorgimenti.
Io vi abbraccio tutti, vi ringrazio, condividete questa diretta, andate a vedervi i video che ci sono, diciamo i link, perché così capite meglio di cosa vi ho parlato. Vi abbraccio tutti e ci vediamo domani nella prossima diretta. Ciao ciao ciao.